Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women walk, being kicked around since I was. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay, di questo nuovo game, Risen 2 The Dark Waters. Questo nuovo gioco appartenente al genere gioco di ruolo è ambientato all'interno di un'epoca piratesca, ovvero all'interno delle acque caraibiche, quando ancora i pirati erano a piede libero. E vediamo un po' che cosa offrirà questo game. Ovviamente la storia principale sarà l'oggetto fondamentale di questo gioco e entreremo all'interno della modalità nuova partita, ovvero la nuova avventura, per vedere un po' cosa tratta la storia e cercare di ambientarci nella maniera migliore. Quindi mari profondi e alte montagne circondano le aree in cui puoi viaggiare. Wow, vediamo un po'. Ecco un prologo ragazzi. Allora, ci sono sempre esseri dotati di poteri speciali prescelti dagli dei per determinare il destino del mondo. Wow, vediamo un po'. I signori dei titani furono i primi, signori degli elementi. Con il loro aiuto gli dei crearono il nostro mondo. Guardate un po', che fantasia. Ma al lavoro ultimato i signori dei titani si rivoltarono contro gli uni contro gli altri, scatenando una guerra che devastò il mondo. E quando videro ciò che era accaduto, gli dei si infuriarono ed esiliarono i signori dei titani nelle profondità della terra e del mare. Wow! Dove sarebbero rimasti imprigionati fino alla fine dei loro giorni. Ma probabilmente non andò così. Un'antica profezia narra che il giorno in cui si libereranno avrà inizio l'era della distruzione. E è proprio nel momento in cui inizieremo il nostro game che si libereranno. E infatti la profezia si è ora avverata. Wow! Vediamo un po' che cosa accadrà adesso. Ci ritroviamo all'interno di uno scenario navale. Ci ritroviamo in mare in tempesta. Vediamo che cosa accadrà. Vediamo un po'. Dove siamo? Mamma mia, in mare aperto? La cittadina. Una cittadina assediata. Ah, ecco la profezia che si avverrà del tempo di distruzione dei titani che si sono liberati. Caldera, quartier generale dell'Inquisizione. Perfetto. Chissà che personaggio andremo a interpretare. L'ultimo baluardo dell'umanità nel vecchio mondo. Wow, è la nostra ultima difesa. Wow ragazzi, qua c'è Cristoforo Colombo sul muretto che inizia a esplorare. Vediamo un po'. Una guardia. Cosa? Ci sarà un ubriaco dentro. Guardate delle bottiglie di grog che ci sono a terra. Ah, siamo un tenente. Eccoci. Col grog in mano. Ci presentiamo perfettamente. Commandant Carlos wants to see you. He's waiting at the top of the tower. Well? All right. Va bene. Allora, a quanto pare siamo dei tenenti all'interno di questo esercito, l'ultima difesa per quanto riguarda la difesa del vecchio mondo, dell'umanità. Perfetto, nuova missione, nuovo grado, tenente, incontra il comandante e di corsa. Vediamo se possiamo dare una bella ripulita al nostro personaggio dando un'occhiata all'inventario. Vediamo che cosa ritroviamo. Allora, questo è il nostro lupo di mare. Vediamo un po' che cosa abbiamo. Ecco, questa è la solita descrizione del nostro equipaggiamento. Piedi, abbiamo degli stivali da pirata per esempio. Attualmente in uso non abbiamo nulla. E questo è l'inventario. Per quanto riguarda la sezione personaggio possiamo vedere la sua abilità in una qualsiasi azione, per esempio lame, armi da fuoco, resistenza, astuzia e voodoo. Guardate un po', ci sono anche le arti magiche all'interno di quest'epoca. Bazzicava l'arte voodoo. Comunque avremo modo di osservarle in modo più accentuato, ma per adesso il nostro comandante ci sta aspettando. Intanto vediamo un po' dove si ritrova nella carta nautica. Ci ritroviamo all'interno di questo spettacolare ambiente e noi ci ritroviamo qui. Perfetto, non hai una mappa di questa regione. A quanto pare dobbiamo trovare il nostro comandante nel diario di bordo. Vediamo un po'. Ecco, incontra il comandante, la nostra mappa delle missioni, e possiamo imporre il nostro marcatore per vedere dov'è. Quindi abbiamo attivato il GPS, molto bene. Vediamo un po', c'è un tacchino qua a terra ragazzi, se l'è appena divorato e possiamo prendere il nostro tacchino. Perfetto, ho ricevuto un rifornimento. Vediamo qua c'è qualcosa. Borsa d'oro grande. Wow, 100 monetine d'oro e anche una spada da ufficiale. Bene, ci sono anche delle mele. Benissimo. Qua c'è un forziere, vediamo un po' che cosa troviamo.
400 monete di oro, ragazzi. Prendiamo tutto per adesso. Vediamo, apriamo il diario di bordo, vediamo cosa ritroviamo. Il comandante Carlos vuole parlarmi, mi sta aspettando in cima alla torre. L'abito del pirata. Ho portato via a Carter il suo orecchino. Non se n'è nemmeno accorto. Wow, non se n'è nemmeno accorto. Andiamo avanti. Vediamo dove si trova questo nostro capitano. Missione completata, forzetta di cristallo ritrovata. Più 50 di gloria. E qua c'è una bella guardia Juan con un bel fucile ad avancarica armato di baionetta. Amico mio, saliamo su. Bene, abbiamo effettuato un bel salvataggio automatico. Guardate che bel paesaggio, ragazzi, ambientato dentro questa fortezza. Mare in tempesta, chissà cosa sta cercando il nostro Cristoforo Colombo. Avanti, amico mio, apri il tuo cuore. Vediamo cosa deve dirci. There's a ship coming in. Una nave in arrivo, come fa a vederla? In this storm. E infatti, ha gli infrarossi nel cannocchiale. Questo galeone pirata. Not the storm I'm worried about. It's what might be hiding in it. E infatti, I don't see what you're worrying about. non sembra molto solida questa. Oh, guardate un po', ragazzi, cosa c'è? C'è un polipo sotto la nave. Dai un'occhiata, vediamo. Usiamo il nostro unico occhio. Wow, ragazzi, c'è un polipo sott'acqua. Ha aggrappato la nave. La sta tirando giù, in fondo. Wow, ecco i titani di cui parlava la profezia. Nascosti sotto il fondale marino. Questo ci preoccupa a quanto pare. Vediamo cosa avrà in We mente. need to save the survivors. I'm not risking another ship. The survivors will have to make it ashore on their own. Go down to the beach and gather up anyone who gets to shore alive. Bene, allora il nostro comandante ci ha inviato a fare i racchettauomini perquisendo la spiaggia. Quindi andiamo a vedere la nostra spiaggia, se ci sono degli uomini. Wow, comunque quello era una vera e propria creatura del mare. So, what did the commandant Mm. say? I've got to get to the beach. Lasciami Now, passare, let me amico mio. No weapon? You got a death wish Non ne or abbiamo something? armi. Haven't you seen the things that crawl out of the sea here? Non ci fa passare a quanto pare perché non abbiamo armi. Ho un'arma. Ora posso andare? Vediamo. I have a weapon. Now can I go? Unless they crawl into your pack and impale themselves, there's not much good in there, is it? Il nostro amico non ci fa andare perché siamo armati. Get your weapon out for Va fuck's bene, sake. la tiriamo fuori. Vediamo un po' se le troviamo queste armi. Vediamo un po'. Ci ritroviamo nell'equipaggiamento, non abbiamo niente. Oggetti, a quanto pare nulla. E dove le ritroviamo tutte queste armi? Ah, eccola qua, la nostra spada da ufficiale, perfetto. Eccola qui, la spada da ufficiale che l'abbiamo raccolta prima all'interno della nostra capanna. E come potete vedere ha un danno 20-40, talento arma da punta, 10 arma da punta, valore in oro 100. Ok, abbiamo una descrizione accurata nella nostra parte destra. Abbiamo anche una bella pistola d'avancaricca, ragazzi. Guardate un po', l'abbiamo posizionata alla nostra cinturina. Ovviamente questa pistola sarà diversa dalla nostra spada, infatti infliggerà un danno maggiore. Però dobbiamo capire adesso come possiamo consegnare al nostro caro amico l'arma. Ok, sono pronto, apri la porta. Okay, I'm ready. Open the gate. Va Alright, bene. alright. They killed Uccidono la most maggior of parte della gente, ma tu te la caverai. Vediamo se riusciamo a capire come utilizzare queste armi. Andiamo avanti. Questo paesaggio è simile a Monkey Island, ragazzi. Ci sono le stesse imbarcazioni. Abbiamo salvato la partita. Qua ci sarà qualche bestia imponente che andrà a risucchiarci in mare. Va bene, andiamo avanti sempre con la nostra spada. Il galeone qua abbiamo, ragazzi. Vediamo un po' cosa ritroviamo intorno. Niente, perfetto, possiamo andare avanti. Siamo anche un po' ubriachi, ragazzi. Chissà se riusciremo a muoverci nella maniera corretta. Miserable weather. Good that we arrived yesterday. Did you see the Kraken? That's what I meant. That could have been us. The poor sods. And just where do you think you're going? Dove pensiamo di andare, ragazzi? Voglio salvare i sopravvissuti alla nave, ovviamente. Io direi di non far sapere a questo pelatone le nostre vere intenzioni. Vogliamo andare alla nave. To the ship, of course. Can't let you do that, big boy. Va bene, fa il difficile il nostro amico. Allora, che ne dici di una bottiglia di ottimo rum? Vediamo se riusciamo a corromperlo. Avanti. How about a damn good bottle of rum? Eccolo. Honestly. Pull the other one. It's got bells on. Non ci fa salire il nostro amico. Dobbiamo trovare qualche altra scusa. Vediamo un po'. Come back Torna tomorrow. domani? Dobbiamo tornare l'indomani, ragazzi. Dannazione. Vediamo un po'. Diamo un'occhiata al nostro diario di bordo. Vediamo un po'. Allora, perquisisci la spiaggia. Dove ritroviamo la nostra spiaggia? Diamo un'occhiata all'interno della nostra mappa. Vediamo un po'. La spiaggia
Si ritroverà in queste circostanze. Vediamo un po', il nostro amico non ci fa salire sulla nave. Ovviamente dobbiamo trovare un'altra stradina. Siamo riusciti a trovare la spiaggia, ragazzi. Dovevamo fare qualche altro passo più in giù. Dobbiamo perquisirla. Vediamo cosa ritroviamo. C'è un bel forziere qui. Avanti, apriamolo, vediamo cosa troviamo dentro. Allora, c'è una bella torcia, dei rifornimenti e dei proiettili. 10 proiettili, piombo massiccio per armi da fuoco e pistole. Perfetto, a quanto pare ci saranno anche delle armi da fuoco più imponenti, come per esempio qualche fucile. C'è una bella stella marina. Continuiamo ad andare avanti. Vediamo cosa c'è. Questo è il mare aperto, ragazzi. In questa spiaggia non c'è nulla di importante. Qua c'è una piccola grotta. Attenzione, ragazzi. Cos'è? Wow, che sono questi? Ah, sono dei pesci particolari. Non ricordo il nome ben preciso. Comunque c'è una bella donnecciuola qui. Una bella donzella che sta uccidendo questi pesciolini. Vediamo se possiamo darci da fare. Salva Patti, estrai l'arma. Benissimo, vediamo un po'. Ecco la nostra spadona parata col tasto destro. Perfetto, impariamo anche un po' i comandi. Ok. E invece con il nostro tasto sinistro attaccheremo questi demoni della sabbia. Possiamo anche sparare con la pistola di Jigen ai nostri avversari. Attenzione, ecco la vita nella parte in basso, la nostra resistenza ai colpi. Perfetto, il primo stava distrutto. Vediamo se possiamo colpirlo con la nostra pistolona. Mamma mia. Anche orgogliosa. How are you here? Nice to see you too. I'm here because I have to get a message to the Inquisition, and you're helping. I am? Of course you are. We need to find Carlos, then a ship, a fast one. Sta dormendo la ragazza. Si è addormentata a quanto pare. Bene, abbiamo una nuova missione. Parlare con Carlos. Andiamo dal nostro Carlos e andiamo... è mattina, ragazzi. Benissimo. Il tempo è migliorato nettamente. Comunque abbiamo ucciso diversi nemici. Abbiamo dato un inizio a questo nostro Risen 2 The Dark Waters. Vediamo un po'. Tiriamo di fuori la nuova spada. Tiriamola fuori, guardate un po' che forte è il nostro personaggio. A quanto pare è passata la nostra sbronza. È tornato anche il bel tempo. Allora il nostro obiettivo fondamentale adesso è andare a parlare con il nostro Carlos. E ovviamente lo faremo nel video successivo. E vediamo un po' intanto nel diario di bordo come va la situazione. Allora, diario di bordo. Parla con Carlos. Patti ha scoperto qualcosa e le serve una nave. Dobbiamo parlarne a Carlos. Benissimo. Successivamente ci occuperemo della missione L'abito del pirata. Però intanto dobbiamo trovare il nostro caro capitano. Ovviamente fatemi sapere che cosa ne pensate di questo nuovo game, ovvero vi invito a lasciare un consiglio, anche un parere. Vediamo un po' cosa accadrà nei gameplay successivi. Ciao a tutti, ragazzi.